Siamo con Domenico e Roma, lei ha presentato a Raffadali una sua pubblicazione che raccoglie, diciamo, le testimonianze che avete fatto su Rosario Livatino. Se ci vuole parlare dell'iniziativa. Questa pubblicazione raccoglie gli atti di un convegno fatto a Roma in occasione dei 25 anni dalla morte di Rosario Livatino, un convegno al quale fra gli altri hanno partecipato il Presidente del Senato, il Presidente della Commissione antimafia e il Ministro della Giustizia. Lo scopo è quello di proporre l'attualità del modello Rosario Livatino, un giudice che ha saputo coniugare il suo impegno professionale con la sua vocazione, col suo impegno di fede. Modello quanto mai attuale, si pensi solo che Rosario Livatino 30 anni fa affronta nei suoi scritti, e in modo particolare nella conferenza Fede e Cultura, temi che oggi sono attualissimi, quali per esempio l'eutanasia, l'obiezione di coscienza, la tutela del diritto alla vita. Dimostra in realtà come un giurista, oltre che un bravo tecnico, deve essere anche un conoscitore profondo dell'animo umano. Quindi è una testimonianza anche per il processo di postulazione in corso. Certamente io posso dire personalmente che la figura di Rosario Livatino sta avendo nell'ambiente dei magistrati e più in generale in quello dei giuristi una efficacia trainante rispetto appunto alla riscoperta della serietà dell'impegno del giurista. La presentazione di questo libro da parte del magistrato è stato un momento, diciamo, particolarmente intenso che Raffadali ha ben accolto. Sì, abbiamo in qualche modo analizzato insieme, abbiamo riflettuto su questo convegno realizzato a Roma il 18 settembre del 2015, promosso dal Centro Studi Livatino della Camera dei Deputati. E lì veramente sono state offerte diverse riflessioni, diversi punti di vista della vita del magistrato, non solo come servitore fedele allo Stato, ma anche come cristiano credibile e irreprensibile. È un cammino di scoperta, il processo di canonizzazione serve appunto a questo. L'apertura del processo non significa l'automatica proclamazione di un candidato alla beatificazione, ma è tutto un cammino di ricerca, un cammino di indagine vera e propria. Dobbiamo ovviamente appurare se il servo di Dio ha vissuto eroicamente le virtù cristiane, con una vita che è fatta ovviamente di tanti piccoli segni. Don Giuseppe Bellia, teologo, l'ha definita la santità del quotidiano, non i gesti eclatanti, perché Livatino non amava né i riflettori né i palcoscenici, ma nel silenzio amava soprattutto parlare con le sentenze.